La Polizia di Stato di Pordenone dal 16 al 18 novembre ha messo in campo un'attività di controllo del territorio con l'impiego di 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine Veneto di Padova, unitamente alle pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Squadra Volante della Questura di Pordenone. Le pattuglie hanno effettuato l'attività di prevenzione in Piazza Risorgimento, via Cavallotti e via Mazzini, identificando nel corso del servizio 133 persone e controllando 58 veicoli e 4 esercizi pubblici. Inoltre, nella tarda mattinata del 16 novembre, la squadra volante, unitamente a personale della Polizia Ferroviaria di Pordenone e a 2 unità cinofile di Padova, ha effettuato mirati controlli con finalità di prevenzione allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività svolta si pone in un più ampio progetto di prevenzione e tutela delle zone del centro cittadino che prevede successivi controlli del territorio in collaborazione con il reparto prevenzione crimine Veneto di Padova e le 2 unità cinofile. Nell'ambito delle iniziative che vedono impegnata la Polizia di Stato di Pordenone nella promozione della legalità, nella mattinata di venerdì personale della Questura di Pordenone ha incontrato al Cinema Zero gli studenti del liceo Leopardi Majorana. L'incontro è incentrato sul tema degli effetti delle sostanze stupefacenti e ha visto la partecipazione del commissario capo, dottoressa Losurdo Maria Concetta, dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e del sovrintendente capo coordinatore Miani Maurizio. E al centro dell'attività della Polizia di Stato, soprattutto nelle scuole, c'è anche la tematica legata al bullismo, che spesso può sfociare in tragedie, come nel caso dei femminicidi, numeri veramente ingenti nel corso del 2023. Abbiamo con noi in studio Raffaele Padrone dell'FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie. Grazie ai telespettatori, grazie a lei dell'invito. Ecco, insomma, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, i numeri che nel 2023 hanno visto un'impennata, insomma, l'attività della Polizia di Stato si orienta comunque per cercare di sensibilizzare i giovani, no, nel prevenire certi comportamenti. Beh, questa è un'attività che noi possiamo in essere nella nostra provincia, ma la Polizia di Stato da anni ormai frequenta le scuole per portare un messaggio, per fare chiarezza, per istruire, per raccontare ai ragazzi quali sono i fenomeni, quali sono poi le conseguenze di reati di bullismo, ma soprattutto l'uso delle sostanze stupefacenti. Così come con la Polizia di Stato, nella specialità specifica della Polizia Stradale, vengono insegnate quelle norme comportamentali quando si è alla guida e tutte le norme da attenere quando si è alla guida di un mezzo, che sia l'autovettura, che sia la macchina, che sia una bicicletta. Quindi l'insegnamento, quello che ho sempre detto, ormai nelle nostre scuole manca effettivamente l'educazione civica, no? Dovremmo ritornare alle vecchie lezioni dei miei tempi, di altri tempi, quando a scuola si insegnava l'educazione civica, che servirebbe anche comportamentale. Questo ciò non toglie che, io ho sempre detto, lo sottoscrivo, lo dico, che l'educazione parte dalla famiglia. Ovviamente non si può scaricare a un insegnante tutta la responsabilità, se non quella della sorveglianza, dal buon padre di famiglia, ma ovviamente l'educazione parte dalla famiglia. Poi vediamo che quando vengono a mancare certe situazioni, certe discussioni, quando vengono a mancare le comunicazioni col proprio figlio, le cose si mettono veramente male. Abbiamo avuto casi su casi, non per ultimo poi genitori che devono piangere i propri figli. Quindi credo che sia un argomento molto delicato quello del genitore, un argomento è una professione veramente delicata oggi come oggi nei figli. Una volta magari i genitori non andavano a lavorare, avevano uno dei due, sicuramente la mamma rimaneva in casa con i figli e quindi forse c'era più possibilità di comunicazione. Questo oggi, ahimè, viene meno, e venendo meno questa educazione vediamo i casi, vediamo l'utilizzo non appropriato del cellulare, del computer, di internet. Quindi tutte queste situazioni poi possono e sfoggiano in
magari in situazioni che il caso di Giulia ci insegna. Quindi questa attività viene svolta dalla polizia, ripeto, da anni. Adesso in questi giorni invece si sta mettendo, dopo ahimè, il femminicidio di Giulia, c'è un'accelerazione, credo nei tempi brevi, forse anche in settimana, c'è un incremento politico sull'intervento della violenza di genere. Insomma, questa violenza di genere, spieghiamola, tutti quei reati che avvengono dall'attività dal sistema psicologico, il reato psicologico a quello di stalking nei confronti delle donne. Se noi pensiamo che oggi, ma proprio in questi giorni, l'ultimo caso, uno domenica, uno ieri, a Fano, un'altra donna, oltre a quella di Giulia, e magari si ricorda quello che fa più scalpore in questi giorni, magari ci dimentichiamo che anche ieri è stata uccisa una donna e domenica, credo di non sbagliarmi, una dottoressa in centro Italia. Ieri a Fano un'altra donna è stata uccisa dal marito, quindi siamo già intorno ai 102 casi a ieri. Ecco, quindi credo che sia un'attività che il governo sta mettendo in piedi all'interno di un sistema di pacchetto di sicurezza, quella della revisione un attimino del codice rosso, no? Tutta quell'attività che viene effettuata dagli uffici preposti all'interno delle questure per far sì che la donna sia messa in sicurezza. Io ho ascoltato in questi giorni, molte donne non denunciano per paura. In effetti è vero, perché se non avviene una protezione immediata sulla donna, potrebbero sfociare veramente dei casi che, come abbiamo visto, portano poi alla morte ovviamente del sesso più debole. Quello che è successo ultimamente l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, purtroppo io lamento questo fatto che ormai in televisione in questi ultimi giorni, in quest'ultima settimana, lo scalpore di questa situazione, però dà fastidio quando sento parlare in tutte le televisioni, in tutte le ore, in tutti i show, diventa argomento. Forse credo che sia più importante per questo momento che la famiglia sia chiusa all'interno del proprio dolore e nessuno vada lì a fare interviste, perché d'altronde è vero, ognuno fa il proprio mestiere, voi fate i giornalisti, però credo che sia basta. Ecco, già ieri ho visto una fiaccolata che non mi è piaciuta, fatta lì, il papà della vittima davanti e i genitori del ragazzo dietro. Non mi è piaciuta questa distinzione, questo è un parere mio personale. Grazie Raffaele Padrone per essere stato Grazie. con noi questa sera, grazie. Grazie Andiamo a voi, avanti grazie. con il telegiornale. Viaggiava sul treno con documenti falsi. La Polizia di Stato di Gorizia ha tratto in arresto un cittadino straniero di 28 anni trovato anche in possesso di oggetti atti allo scasso. Sentiamo il servizio.